Come sta andando in pedana? Ma sta andando molto bene, ho visto addirittura qualche ragazzo che tira veramente bene, ma la cosa sicuramente che fa più piacere è vedere il divertimento da parte di questi ragazzi. Stanno crescendo. Ma sì, stanno crescendo da parte nostra, un po' quest'anno magari non siamo riusciti a dedicarci come l'anno scorso, ma dal mese di gennaio in avanti, perlomeno una volta al mese, vedremo di procedere con degli allenamenti presso la loro sede dell'Anfas. Lì c'è una scherma, una giornata particolare oggi. Sì, è una giornata che insegna che la scherma la possono fare tutte le persone senza distinzioni di età, e possono farlo sia i paralimpici che i disabili che tutti quanti, quindi è un'ottima giornata. Vedo che c'è molta partecipazione. Sì, devo dire che sono molto competitivi, quindi vogliono vincere. Sono tutti contenti, mi sembra. Ah, tantissimo, per loro è davvero importante farlo. Ecco. Poi comunque la scherma è intelligenza, è sapere, sei solo contro l'avversario, per cui devono imparare anche questo, insomma, a difendersi, ad attaccare, a difendersi e avere anche lo spirito del bravo sportivo e accettare la sconfitta. Siamo ancora nelle feste e c'è da parlare un pochino del calendario che avete fatto molto bello. Ma sì, è carino, devo dire la verità, grazie ai miei operatori che l'hanno fatto, grazie ai ragazzi a cui piace molto e devo dire che è piaciuto molto anche alla gente, ma lo spirito è un po' questo, no? Speriamo di portare allegria nelle famiglie.